Io Marcone. non guardo ancora. Gianmarcone, allora, piccola introduzione. Gianmarco non sa cosa facciamo stasera, anche perché non lo sapevo Buonasera, neanche io. Il problema è che Gianmarco non si aspetta pienamente questa cosa. Allora, Gianmarco, mentre riavvio qui per la chat, quale titolo pensi che faremo stasera? Allora, ti do un indizio. Un No, titolo... no, non voglio Non vuoi indizi. indizi? Non voglio Va niente. bene, va bene. Perché è una cosa che tu mi hai detto, lo capirò. Allora, tu inizierai a sentire un audio. Tu chiudi gli occhi, fidati di me. Vai, sto con gli occhi Chiudi gli chiusi, occhi, ormai. io lo setto per farlo Tu uscire. guardami in faccia, cerco di non ridere, vediamo se ci riesco. Tu se capisci, pensaci ed è la risposta giusta. Io sono sicuro che tu capirai, Gianmarco. Allora, non aprire gli occhi, senti prima l'audio. Io già ho capito che cos'è. Senti prima l'audio. Non è possibile. Non è possibile che è uscito bello e buono. È vera. Senti l'audio. Io già ho capito che cos'è. Ok, qual è C'è Vuoi aprire gli un'interferenza. occhi? No, c'è un'interferenza di rumore di tipo televisione, un programma magari. Gianmarco. Un programma per bambini. Sì, È Gianmarco. proprio lei. Apri gli occhi, È Gianmarco. proprio È lei. uscita oggi la demo all'improvviso. Ma Ho detto wow, no, vieni. è questo. Sei contento, Gianmarco? 15 anni. Allora non ci vorrà molto. Allora questo non esce fra molto tempo. Questo fra poco esce. Ti mancano un mese esce sto gioco. No, di solito l'ultima demo uscì un pochettino prima e poi dopo qualche mese uscì. Già Mox ti dice un mese, fidati. Vabbè, Monella. a noi fa piacere. Quindi Gianmarco, ho fatto bene a scaricarlo. Siamo nelle fogne. Vabbè. Ti giuro, ho aperto demo di Amanda di Explorer 3. Ho detto, ma subito ci hanno scordati. No, Gianmarco, è stato improvviso. Non avevo neanche sentito qualcosa. No, non avevo neanche letto. Allora godo. Allora, guarda, se era stato annunciato non lo so. Però ho aperto oggi YouTube, me l'ha messo proprio in faccia. Quindi. Ma manda. Allora. Ok, ecco qua, ho aperto adesso anche la chat. Grande, ciao Gabri. Gabri, stavo dicendo proprio questo, perdona se ti stiamo leggendo in ritardo. Ho aperto YouTube, mi è uscito il video, la demo è disponibile ora. Non ho detto niente a Gianmarco per tutta la giornata. Ah, Gianmarco, ci divertiamo stasera, Gianmarco? No. Chi lo sa? No. Allora, Gianmarco, io vado subito. Sì. Riassunto delle puntate precedenti. Noi il 2 l'abbiamo finito con il true ending. Sì. Abbiamo lasciato quello che doveva essere come mostro un attimino che ha preso l'aiutante che ci ha aiutato, che esatto, e noi siamo scappati nelle fogne. Sì. Ora cosa ci sarà nelle fogne? Il mostro che ci insegue. Ok, non mi aspettavo un... Gianmarco, oggi è una bella festa. Era Vanessa, si chiamava, mi pare. Sì, una cosa del genere. Amanda. Qualcuno vuole fare riduzione là. Gianmarco, lo senti il gusto? Excuse me, sir. Yeah, I just gotta see your access cards as after hours. Sir? Hey, stop! Però chi è che si entra? Sì, che state facendo? Roger, let's find this rat. No, l'Amelin no, per piacere. Per piacere, no. No, non dirmi che siamo lui e non sappiamo mo chi cazzo siamo. E chi cazzo siamo mo? Ma chi siamo? Noi abbiamo degli anni di certezza. Ma dov'è Amanda? Dov'è il gioco normale? Ho scaricato Amanda di Explorer 3, sì. C'è la freccia con gli occhi, è innegabile così. Allora, Gianmarco, esploriamo, che ti devo dire? Gianmarco, colpo di scena. Signori, benvenuti in Splinter Cell Blacklist. E di qua non possiamo andare. Fino a qua. Penso che forse siamo entrati di qua. Sì. Noi però proviamo tutto, perché visto i bisogni...
anche persons, quindi non siamo entrati solo noi, cioè sarà qualcuno che ci sta aiutando. Magari da il gruppo dentro. di quelle persone che parlavano nel 2 di Sì. fare qualcosa contro l'Amlin, e siamo uno di loro. Comunque C'era siamo- uno che era il leader, ecco qua. Ecco qua. Allora, questo è un enigma secondo te? Perché questa luce non si Tu chi accende? sei? E possiamo mettere una lampadina qua. Allora. Ehi, Willow D. Barry Barry S. S. Allora, sì, questo è il pezzo del gioco Sì. che abbiamo fatto nel 2. Sì, Sono i pezzi, sta pure un'altra a terra, ce n'è. sì. Ok. Che questi sono tutti esperimenti che avete fatto per mettere alla prova il cervello di la ruota. Sì, sono tutti i giochi sono che tutti i c'erano giochi in della giro. stanza. Tutti i giochi dell'Amlin. Il pollo di il preferito di Amanda, Mr. Rooster. L'orsetto. Ok. Allora. Che sta succedendo? C'era No, qualcosa era che proprio una tremava. scossa, sì. Allora, abbiamo preso la scheda d'accesso. Allora, vediamo se c'è un po' di lore pure per capire qualcosa No. a sto punto. Grazie per il giro di sedia. Va bene, molto Foglio gentile. qua? No. No, tanto si vedono quali sono esaminabili. aspetta, Ora che c'è sto quadro qui, il pifferaio magico di Emlyn, quindi bambini. vabbè, che la Amlin stava cercando, Emlyn, ci siamo capiti. Sono comunque pedofili. Quindi loro ufficialmente, caso mai non l'avessimo capito finora, Sì. facevano questo, attiravano i bambini. Dei pezzi di merda, dici? Sì, sì. Ora si tratta di capire se per colpa di qualche satanello o per altri motivi. No, il satanello c'è, lo zio. Satanello c'è. Allora, la keycard che avevo in mano, dove è andata a finire? Eccola qua, aspetta. Dimentico che ogni tanto gli oggetti dobbiamo stare attenti. È comunque una demo, quindi Sì, dobbiamo sì, andarci sì. piano. No, ma guarda, a livello qualitativo è altro. Minchia, io ricordo quando era partito il progetto con dei piccoli demo, con delle piccole demo, scusatemi. Madonna mia, che passi avanti che ha fatto. Ecco, questi sono i giochi che noi vogliamo. Ah, Sì, vabbè, che cos'è mo qua? ma sono capsule. Ci C'è mette dei più di una bambini bimba dentro. Amanda, molto probabilmente. Ecco, no, Cazzo. Allora, Interagiamo subito. non si vede all'interno, non possiamo premere niente. Ma allora, qui ci sono delle leve, qui c'è una porta aperta. Oh no, eccoti qua. No, no. C'è un bambino in una culla, no, ma perché? Amlin, perché? Ecco, lui già aveva una cassetta. Sì. Che era forse Processa la che ci cassetta per serviva. iniziare il processo. Hi, I'm Amanda. Amanda, iniziamo, Terzo capitolo, ti vogliamo bene, però. Today, we're on a super secret spy scavenger hunt. A scavenger hunt is a game where you try to find all the things on a list. Come on, let's Allora, go! Wally già c'è, già è un segnale buono, è vivo. Are you ready to start Sono the aumentate hunt? le teorie dove lui Whoever dovrebbe essere finds il cattivo everything per qualche wins a motivo, Ho prize. capito bene. The first thing on our list is a purple fire hydrant. Do you see a Allora. purple fire hydrant? It's right there. Good job! I see it over there. Willie, check the purple fire hydrant off our list. The next thing on the list is a door with 3 windows. Can you help us find a door with 3 windows? Damn, Security lockdown protocol initiated. that is not good. Please remain calm. Authorized Hamlet dobbiamo andare. employees should follow the security lockdown deactivation procedure if they wish to deactivate the security lockdown protocol. Dobbiamo disattivare il lockdown. Però dobbiamo attivare questa in un certo ordine. Allora, Amanda, continuiamo il video.
Allora, così usiamo la solita tattica all'inizio, la stiamo a sentire e facciamo la e poi route facciamo, base. sì. Quindi, le finestre, alle... esatto. A door with 3 windows. Good job. Facility entering threat disposal mode. Non dobbiamo fare questo? Stanno mandando il gas. Dobbiamo fare qualche altra cosa prima, ok. 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 Questo già è diverso rispetto agli originali. La scelta era totalmente libera. Qui invece c'è proprio un bad ending. Se fai le cose giuste dobbiamo sbagliare? Perché? No, quella è quella sbagliata ed è proprio game over, che penso che possiamo passare tutto. Ok, ok, Gianmarco. That's gotta lead to the security room. Ok, vabbè che nella versione completa penso Sì, potremo sì. salvare tranquillamente. Vabbè, tanto qua possiamo andare dritti per dritti. Allora, Essere- andiamo qua. Where will you Indietro. take me? Andiamo qua. E ce ne andiamo qua. Noi andiamo qua. Proviamo a tirare prima un po' qualche leva, vediamo se Sì, fanno ma arriviamo qualcosa. a quel punto là dove si attiva la prima cosa. Che quella lo dice, per disattivare il lockdown fai questo. Noi prestiamo un attimino più attenzione. Allora. Let's see what we can find. Mario, Ok, grazie. non preoccuparti. Begin to start process. Allora, devo arrivare almeno a quel punto. Ancora con sti horror? No, c'è Tonzo. Today, C'è Tonzo, we're questa è on a stata una super sorpresa. Oggi secret non ce spy l'aspettavamo, la scavenger hunt. demo. A E noi vorremmo scavenger capire hunt come is va a a finire. game Dovrebbe where essere you il try to capitolo find finale questo. all the things on a list. Stavamo proprio Come on, prima let's tessendo le go. tue lodi, io e Gianmarco. Are you ready to start the hunt? Allora, questo non ce lo Whoever fa finds passare. everything wins a prize. The first thing on our list is a purple fire hydrant. Do you see a purple fire hydrant? It's right there. Good job! I see it over there. Willie, check the purple fire hydrant off our list. The next thing on the list is a door with 3 windows. Can you help us find a door with 3 windows? Aspetta, mo ti dico appena torna lui, eccolo qua. That is not good. Allora, c'è il Settonzo. Ha detto cosa abbiamo detto prima di lui? Ma tu dici la parte senza parolacce? Questo il discorso è stato pieno di parolacce, quindi Ciao Settone. tu quanto vuoi sapere? Ciao bell'uomo. Allora, noi qui mo dobbiamo capire un attimo che cazzo dobbiamo fare. Allora, quale vogliamo tirare, Gianmarco? Amore mio bello, tu bello senti, no, mi ha scritto ciao amore mio Gianmarco. La seconda a destra. Quindi questa qua. Sì. Ok, questa qui è collegata a questo. Vediamo l'effetto che fa. A reminder that if the security lockdown deactivation procedure is not followed properly, the facility security system will enter into threat disposal mode. The current threat disposal mode is set to... Se sbagli troppe volte ti dà il... Ok, dobbiamo capire questa procedura come si fa. O è scritta prima nei foglietti da qualche parte o è qui da qualche parte. Questo... Penso riavvolge la cassetta forse, così. No, è ferma lui, cioè non si muove. A me questo è quello che mi sta a livello di lore un attimino preoccupato. Allora noi dobbiamo tirare il sereve. In che ordine? Dobbiamo l'indizio c'è da qualche parte. Poi capiremo un attimino cosa. Aspetta. Cassonetto, fiore.
I simboli sono diversi. Calzino, palo. E dove cacchio li vediamo sti disegni? Nella cassetta di Amanda. Aspetta, Gianmarco, aspetta. Le 3 porte. Noi ma adesso dovremmo selezionare questo. Selezioniamo nella questo. cassetta, aspetta. Tu sei questo? Ok. La finestra con 3 porte, sì, settone. E mo? Quindi ma adesso possiamo continuare la cassetta e che non scatta il gas, visto che l'abbiamo premuto. E infatti. I found it! A door with 3 windows. A parte che l'abbiamo notata noi, Amanda, non iniziamo, Great work, super secret spy team. This is fun. Chi c'è in questa casa? Getto lo Okay, squartatore? Willie, what's next? An old sock. Gross. Ok, Well, ce l'abbiamo. it's on the Calzino. list. We have to find it. Can you help us? Amanda, non siamo noi che stiamo aiutando te, sei tu che stai aiutando noi qui. Calzino Sempre è- perché parlo attraverso le cassette. Eccolo qua. Tu sei. Oh, fa il giro. Va sotto? No, va sotto, Ah, guarda, sì. lo fai rialzato. Giro sotto. Quindi vai qua, Ora. vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Vai. Anche questo ti è piaciuto. Ok. Here it is. Smelly old sock. Pete, Questa you. sirena mi ha un po' rotto i coglioni, E il cassonetto. Okay, what's the next thing on the list, Willie? Sì, ma noi tirando quelle leve cosa stiamo facendo a Serena, finite, voglio sapere tutto. Mi sono fatto un ulteriore regalo. Eh sì, Francesco oggi si sta facendo un sacco di regali di TFR. Francesco, vai piano. Piano. Che regalo ti sei fatto però? Finiscono Buonasera poi. innanzitutto. Buonasera Francesco, bidoncino a sto punto. La palla, l'alberello. Mi si è regalato un Troz per caso? È questo, mi sa. Ecco qua, ok, tu vai qui, poi vai di qua, poi vai di qua. Ecco voilà. A reminder that chlorine trifluoride is an interhalogen compound with the formula CIF3. It is a colorless, poisonous, corrosive, and extremely reactive. Se non mi sembra una fabbrica che produce giocattoli per bambini, poi non so voi. No, abbiamo sbagliato. Allora non ha chiesto l'albero. C'è l'albero? L'albero era da quest'altro lato. L'albero va di qua, va di qua, va di qua ed è quello là che abbiamo fatto qui. No, stiamo senti meglio quello che dice. Post Collector Tears of the Kingdom e 8 Link's Awakening. Bella! Buono, Bella! Allora dobbiamo rifarlo dall'inizio, dobbiamo sentire solo l'ultima sequenza un attimino cosa fare. Però quelli sono i due oggetti. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Allora, vediamo tutto quello che possiamo skippare. Please leave your message after the tone. Ok. Allora facciamo la speedrun. Andiamo di qua, andiamo di qua. Scheda. Where will you take me? Scheda di qua. Di corsa nella stanza. Non c'è tipo Mastro Geppetto che fa i giocattoli più dolci. Non mi va subito al tuo microfono, è normale? Faccio uno spegni e riaccendi pure io. No, c'era attivato attraverso l'economio. Ok. L'onda sotto non deve lampeggiare, deve essere fissa.
Penso va bene. No, perché ho scoperto che se premi 3 volte questo, Sì. si attiva quella modalità lì, quindi dobbiamo fare solo un po' attenzione. Ora avete il lavaliere? Che cazzo è il Il lavaliere? lavaliere Zettone? penso sia uno che si... No. Gianmarco era perfetto, senti, tu sei perfetto. Tu siete due grandissimi ruffiani entrambi, no? Uno sì e l'altro no. Entrambi insieme, allo stesso livello. Ah, si chiamano così, questi lavaliere sono i microfoni? È una tipologia? Non sapevo questa parola. Manco io. Grazie per la culturata, senti. I'm Amanda. Sembra solo... I'm Wooly. Questo è Francesco. Today, we're on a super Wooly. secret spy scavenger hunt. A scavenger hunt is a game where you try to find all Non possiamo the things on a skipparli questi list. qua in nessun Purtroppo modo. no. Come on, Vabbè, let's go. tanto abbiamo capito come fare, prestiamo solo un pochino La di pronuncia, attenzione. è la pronuncia alla Are francese. you ready to Lavaliere. start the hunt? Capito? Whoever finds everything wins a Il microfono. prize. Mamma, The first cioè thing on senti è our pure list is a purple poliglotta, capi fire come? hydrant. Pene lungo e poliglotta. Tu Cioè invece al proprio massimo tutto. puoi essere fuori grotta. Do Io you al see massimo a si fuori purple grotta se fire ci sono i No, hydrant? mezzi, questa è una cosa per altrimenti noi, no. purtroppo non capiranno gli altri. Right there. Good job. I see it over there. Willie, check the purple fire No, hydrant Francesco off invece our può, list. perché è venuto là. Quindi Francesco si sa che cos'è fuori grotta. The next thing on the list is Bisogna viverlo per door capirlo. with Che si 3 azzecca pure, windows. ma perché si chiama fuori Can you grotta? Che help vuol us find a dire? door Dov'è la with Dice grotta? no, three ma fuori windows? la grotta c'è, ma cioè Security lockdown protocol. Sappiamo, sì. a sto punto doveva essere sempre la stessa, penso, non credo che cambino. Questo qui è 6, questo. Signorina, abbiamo fatto prima di voi. Parlo francese, spagnolo, inglese, ovviamente italiano. E capisco, ma non non Tornato. parlo il portoghese. Non so Ah, complimenti. Ah, comunque è buono, sei tu. Minchia, complimenti. Tornata Amanda, io dopo l'episodio precedente se vedessi una cassetta brucerei immediatamente e senza passare dal via. Hai anche ragione. Buonasera tu, Pierluigi. È Buonasera. uscita la demo oggi all'improvviso ed è iniziato completamente in un modo che non ci aspettavamo. Siamo una persona X in un laboratorio e non stiamo capendo cosa sta succedendo. No. Tipico di Amanda, ma ampliato ancora di three più. windows. Comunque senti, complimenti Settone, sei veramente un Great McFarlane. work, super secret spy team. Un livello abbastanza This is alto fun. di potere. Allora, tu vuoi il calzino? Okay, Siamo a Willie, posto? what's next? An old sock. Gross. Well, if it's on the list, we have to find it. Can you help us? Allora, il calzino te lo diamo subito e doveva essere questo qua. Amanda, vai a fare in culo per Dio, credo abbia scritto Reagan. Buonasera anche a Reagan. Buonasera Regan. No, ma trattiamola bene Amanda, lascia fare. Con quello che ha combinato nell'ultimo titolo. Ah no, per piacere, era non per detto la E il secondo ci siamo. Mamma capiti sto Ma cazzo. tocca il terzo. Allora, ascoltiamo con Here it attenzione. is. Smelly old sock. Ti distrai un attimo, Amanda, ti You. fotte. Okay, what's the next thing on the list, Quale cazzo è il prossimo oggetto? Voli. A stray dog. Ah, ecco. Il cane? Ma guarda il cane. Willie? Do you see a nice stray doggy anywhere? C'è cane? Ok. Cane, penso che ci sia qui. E finora il sistema ha funzionato. C'è un palo, c'è una palla, c'è un albero, c'è una porta, c'è Eccolo. un cane. Eccolo qua. Allora, Ragazzi, tu qui per sei... fare pausa che ho smadonnato per debuggare il sistema di dialoghi che ho aggiunto effetti eccetera, tipo il testo grosso che trema, ho rimosso i problemi che c'erano ieri, tipo il fatto che poteva aprire diventare durante il dialogo. Vabbè, Settone, finché vuoi fare No, pausa, se stai tu- qua. Se tu puoi usarci come sala pausa tutte le volte che vuoi, Se senza vuoi problemi. raccontare qualcosa, sai un... La guardia è qui fuori, sanno guarda, che siamo chiamo. qua dentro. Look at this sweet puppy! We found him! Non è mi sembra molto... appunto. Vabbè, This scavenger hunt is fun. Let's see what's next. Poi in realtà era il cazzo di doggo di Persona 3, si Sì, cacciava il sì. persona, c'era un bordello. possibile. Willie, what is it? Pallo della luce, lo zio. We're looking for a No. sparking Sì. snake. Palo della luce.
Ok, voi due You cosa see ci a dovete fare con sparking tutte queste snake cose? around here? Allora, penso che sia l'ultimo. Il fatto che chi ha Il inventato la pavo. programmazione è la mamma puttana. Non è vero, amo programmare, ma ogni tanto è super stressante. Ti capisco, ci se sta. tu. Ci sta, se tu. Sì, No, non ti quello- abbilire, prendila Questo, sempre visto con che calma. l'ultimo è quello lungo e stronzo, dovresti essere tu. Ok. Almost there. Lozzi! Si è fulminato pure! Sì. Sì, ma sta cassetta. Damn this place. Ok, noi ritorneremo qui dentro, ricordiamoci della cassetta là Hold dentro. on, I can. No, l'hanno preso. Non dire demo finita perché 10 anni dopo, ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Riley, questi siamo noi, Riley. Questa è la fine del secondo. Allora era il passato quello di prima, Sì. Lozzi. Mamma mia, è calata la qualità. Ok, quindi quello era qualcuno del passato. Io pensavo fosse una stanzetta la demo giusto per far vedere qualcosa, invece c'è proprio l'inizio. Quindi abbiamo della loro su cosa? Ottimo. È parso. Dovrebbe essere un wall questo, ma non va bene così. Anche perché su wall eravamo quasi convinti che fosse dalla parte dei buoni. Questa cassetta è quella di quando avevi Scoperto che il piscio stava nelle palle. Finder e Becca, find Amanda, find them. Ehi, gioco, ehi. Maro, full che cacchio No, è? in autunno. Autunno. In autunno. Ok. Quindi prima della fine dell'anno. Ah, e poi ho appena mangiato un Big Mac. Grande, setti. Buono. E Amanda sotto è ancora viva. Stanno continuando a fare gli esperimenti addosso. Eccoci qua. Ecco la demo quando potrà. No, Settone ci delizierà, non vi preoccupate, tutto a tempo debito, ma arriveranno cose belle, questo è poco ma è Non vi sicuro. preoccupate, tempo al tempo. Allora, noi Amanda, Sì. è stato un leggero assaggio, però non mi aspettavo informazioni di lore Siamo partiti principale. già con backstory. Va Quindi bene. quello mo che fine ha fatto? Ma Hanno soprattutto ammazzato. chi era, e quello non sarà più in vita Hanno Gianmarco. ammazzato, non si... Ora il problema è dobbiamo recuperare quella cassetta da lì e capire un attimino com'è la situazione. Quindi andremo a finire. Mo andiamo noi là sotto, entriamo nel laboratorio e la dobbiamo andare a riprendere. Ottobre-novembre, secondo me, sotto Halloween. Vabbè. Sarebbe pure il periodo Mi migliore. dispiace, però vabbè. Allora, L'inizio pipicchia, come sempre. allora, volendoci godere la serata al meglio di nuovo, ancora e sempre di più, datemi solo un attimo che cambio le categorie. Ma Reagan, nel mentre Reagan sei ancora vivo, ti sei andato già a ammazzare. Gianmox, mi passi il... Pad. Guarda, ti dico, io stamattina ho mandato un messaggio a Gianmarco. È vero. Ho detto, guarda, facciamo Deltarune, lo compro e ci giochiamo anche con le traduzioni. Nei prossimi giorni vediamo di iniziarlo. Proprio stamattina come mi sono svegliato ho detto già ma facciamo Deltarune. Ora possiamo fare Game Idol se non sbaglio. E stai sbagliando Francesco. Francesco stai sbagliando. Vabbè, gli vogliamo sparare un Game Idol di amicizia prima di iniziare? È pressangue, sono le 11. Gli vogliamo fare sto regalo, ya? Ma sì, va. Dai, ya. Allora, un Dai. attimo che devo cambiare scena. Che ce lo chiede sempre e poi non glielo facciamo mai, facciamolo contento. Però devi partecipare, France. Che poi Allora. lo facciamo, non dici niente, vaffanculo. Vediamo un attimino pure se il login lo feci. Cosa cazzo? Sì, ma sono state aggiunte altre cose nel frattempo. Ok.
No, devo mettere un attimo il codice, scusatemi Vai, un vai. attimo. Anzi, non abbiamo nemmeno la chat, quindi pazientate un attimo e leggiamo Giusto un tutto. attimo. Allora, era. Allora, anche perché è un po' che non riusciamo a sentirci. Eccolo qua. Allora, just a seconds. Allora, aspetta, devo vederlo un attimo con calma. Così lo settiamo una volta e siamo tranquilli per il futuro. Ok. Ok. Allora, dovrebbe essere nel messaggio qui. Eccolo qua. Ok, allora un attimo soltanto. E riapriamo anche la chat. Ok, Allora, ok, no, ok, Francesco c'è. Francesco, ci sei? Tutto a posto? fatto. Ecco qua. Allora, facciamoci la sfilzetta. Vai. Allora, ragazzi, Allora. siete operativi? Noi... Aspettate, metto la Aspettiamo. categoria nel frattempo, Vai. così lo facciamo per bene. Così c'è una faccia conosciuta, ma non mi viene il titolo. Aspettate che se no vedete cose e abbiamo problemi. È uscito Allora, un trailer nuovo di Bananza? No, non l'ho visto. c'è stato il direct ieri o l'altro ieri, se non mi sbaglio. Ancora lo devo vedere neanche io. Al limite una di queste serie un'occhiatina gliela diamo. Un quarto d'ora, va bene. Allora. Ecco qua. Ma finché non risponde Francesco noi non ci muoviamo, perché sennò Allora, togliamo... io ho un'idea, ce l'ho. Un pensiero dovrei avercelo. Credo di essere quasi sicuro se non mi sto sbagliando. Ma mi sbaglierò di sicuro. Dove sta? Vedi se risponde? Se no mi incazzo. Sì. Eccolo là. Epic Mickey. Bravo Settone, bravi Francesco, bravi tutti. Nemo 2 non credo, No, Reagan. no. Non è Nemo 2. Ah, ricordiamo per i nuovi che conoscono Game Idol o lo stanno vedendo per la prima volta, siamo onorosi proprio onorati, che è onorosi? Dove cazzo mi c'è? La traduzione italiana l'abbiamo fatta noi. Ed era proprio Epic Mickey. Queste sono tutte le vecchie che potremmo cercare di fare prima o poi, io lo spero sempre. Allora, artwork. Chi sei? Chi sei? Nemo 3. Nemo 3. Allora, ragazzi, io un indizio lo prendo. Chiarissimo, ragazzi, è lampante. Se ti suggerisce un Dragon Quest? Allora, proviamo. Dragon Quest quale? Fatte tutte io. Prego, allora, illuminaci con la risposta, Francesco. Aiutaci, che non so capire manco di quale potrebbe essere. Un builder, dice Setti. Dragon Quest Un builder? No. No. Non so chi sei. Ah, Francesco, idee?
Pierluigi, Reagan, tutti, ragazzi. Deo? Eh no, siamo lì, il periodo è quello. No. Sì, manca 6 giorni e arriva un po' di felicità pura, bella, semplice e tranquilla, forse. Questo è Grandia. Grandia? Non ne devi che cosa sia. Non è Grandia 2, ma è Grandia 1. JRPG. Ok, ottimo. Grande, Francesco. Bravo Francescone. Ah, è stata aggiunta questa che non avevamo mai fatto. Attenzione, personaggio. Indovina il personaggio. Sora. No, tu sei Sonic, cioè sei qualcosa di... Queste scarpe. Queste scarpe, c'ha la miseria, a me mi ricordano Tetsuya Sonic. Nomura. No, lasciamolo sta, fallo lavorare. Così fra 6 anni esce Kingdom Hearts 4, fatelo lavorare. No, non è Sonic. Che 84 spin-off nel frattempo. No. Io me lo so davanti tutti i giorni Nomura, perché aveva quel Final Fantasy di merda. Ah, bello! Cercando di riconoscere il riflesso, ma non riesco a capire chi sia. Come ti pure la seconda foto? Ha una coda. Una coda. È il gatito. Ma non Non, Reagan. non c'è. Non c'è. Ci sarebbe stato, ma non c'è. Quella merda di Blinks. È vero, quello è un cazzo di gatto. Sì, Complimenti. bravo Francescone. È lui o non è lui? Certo che è lui. Allora, parole chiave. Burnout drifting. Sei un burnout. Burnout. Paradise? No, No. altro cazzo. Quello di Ubisoft. The Crew. The Crew. Allora, io 2 ne conoscevo, non gioco tanto ai giochi d'auto, quindi ragazzi date qualche suggerimento voi, perché sennò da qua non ce ne usciamo. Questo è qualche Need for Speed. Potrebbe, sì. Ragazzi, idee? Underground 2 o Most Wanted? Mamma mia! Eppure Forza Horizon ci poteva stare, Setti. Allora, qui Il bello, come sai qual è? sempre, A breve potremo mettere Code Vein 2. Sempre in suo onore. E uno lo terza acchiappa persona, sempre. attenzione. Code Vein è una sicurezza, almeno uno lo becca quasi E sempre. tra l'altro parliamo di un gioco abbastanza nuovo, dal 2010, quindi dal 2020 al 2025. Quindi un gioco comunque potenzialmente uscito anche su next gen, magari. Guarda, God of War Ragnarok. Vai. Ragnarok. Ah, Lozzi. allora, In-house engine chi è adesso? qualche engine proprietario, quindi potrebbe essere... Tuning Forza Horizon. Ah, non c'è il tuning, ok. No, Lozzi è più vecchio. Le espansioni? Sì, sono vecchie comunque rispetto a Ragnarok, Lozzi. Ok. Anche che stiamo parlando di un gioco, togli un attimo. Gioco o 23 o 24 è uscito quest'anno, Lozzi. È nuovo, è imballato sto gioco. È un quali sono i generi, perdonami? No, i due che... Cioè, quali sono questi due? Hack Hack and slash, beat'em up e un adventure. Può essere quello là a tempo, lo Z, quello lì che abbiamo giocato anche insieme? Quale? Hack and slash... come si chiama? Quelli della musica era? Che uscì bello e buono, che tu dovevi andare a tempo con le mazzate, nuovo, con la grafica cartoon. Beat Saber. No, che cazzo no. sto dicendo? Hi-Fi Rush. Bravo, esatto, Hi-Fi Rush. Non lo so, butto così. Però ho inzeppato l'anno. Ok, ok.
Ok, ragazzi, gioco del 2023. Allora, ecco qua, abbiamo il sommario. Yakuza Pirati Trasta, non penso possa essere quello, Setti. No, non è uscito nel Eh. 2023. È soltanto single player. Non è Sony, però potrebbe essere una delle due, è corretta, quindi qualcosa lato Sony. No, non è un'esclusiva, penso, Ozzy, però sai. Non so se è un'esclusiva. Mamma mia! Quelli due sono usciti, uno l'abbiamo detto e non è, doveva essere per forza l'altro. Sony, non perdere tempo a fare i live service e buttare Nascondi- soldi e risorse. Io, ma che dovevi nascondere, Francesco? Cosa? Il riassunto, Francesco. Che- Così ci abbiamo tutto davanti senza che ci dobbiamo fare le cose. Che dobbiamo nascondere? Perché dobbiamo nascondere le cose? Non ho capito, che problemi hai? No, i temi. I temi? Comunque l'abbiamo risolta. Vabbè, ok, Francesco. Ok, abbiamo vinto. Sono sempre ovunque. No, però mi aveva... Visto che era giallo qui, uno dei due doveva essere giusto. Quindi quelli Anche sono. Lumundo. Quelli sono. Allora, GG. ce l'abbiamo fatta. Stato fatto. Francesco è stato Allora. accontentato. Ora Suka. No, dai, Suka no. No, vabbè, ma io voglio bene. È lui che non mi vuole Ma bene. pure io. Allora, un attimo soltanto. Andrò che a risetto dormire. tutto. Buonanotte, Francesco. Buonanotte, Domani ha Francesco. detto di andare al lavoro domani mattina, lo stronzo. Allora, noi ci abbiamo preso gusto, quindi mettiamo un pochettino d'alters, perché effettivamente noi ci diciamo sempre pure privatamente di fare un titolo diverso al giorno, cose così, però quando troviamo un titolo così che ci prende in un certo modo, come le ciliegie, un'oretta non te la fai adesso, troviamo qualche altra cosa, dobbiamo costruire le strade. Avremo degli enormi casini, però vediamo di uscircene in qualche modo. Allora, eccolo qua. Avvisatemi se si sente in game, se ci sono problemi o altro. Quindi da settembre in poi siamo a posto. Sì. C'è anche Silent Hill F in uscita a settembre, quindi una possibilità abbiamo deciso di dargliela, quindi quello molto probabilmente lo faremo al day one. Allora, giorno 10, il sole è lontano. Allora, ieri la questione del cibo ce la siamo poi risolta. Ci dovrebbe essere il minatore che va a lavorare in qualche modo. Ma lo facciamo così. Risorse. Ne abbiamo. Le ricerche si stanno facendo. Ah, ho sbagliato io. Ok, allora ci conviene andare a vedere fuori, farci la strada e prenderci materiali. Le quest che abbiamo, questa la stiamo facendo, questa dobbiamo vedere di costruirla e questa la stiamo portando avanti e dobbiamo continuare a vedere di nuovo quegli strani fenomeni. Allora, salve a tutti, salve. Allora ragazzi, stasera cuciniamo qualcosina di nuovo. Nel frattempo andiamo qua e vediamo com'è la situazione. Noi di quelli non ce ne abbiamo più. Facciamo così. Prendiamo un pochino noi subito. Ho fatto un gesto strano con le gambe, ma va bene così. Allora, ci dobbiamo costruire eventualmente noi un altro avamposto. A questo punto ce lo facciamo direttamente noi. Ok. Dobbiamo vedere di trovare una miniera nella zona qui
e cercare di iniziare a prendere questi. Fortunatamente fino a qui ci aiutiamo, le radiazioni stanno Voi che scendendo. sono sempre tutti in cucina. Difatti appena possibile sì. Che di sicuro ci risparmierà le risorse che ci servono per cucinare, quindi... Allora, qui adesso dobbiamo fare una cosa pratica e veloce. E qui già la situazione è una merda. Minchia che culo. Non ci voglio credere, al primo tentativo. First try. Ma non può mai succedere una fortuna del genere a me. Metti sta cosa e andiamocene subito da qui. Anzi aspetta un po', prendiamoli, ce le becchiamo un po' di radiazioni, ma... Cazzo. No, dobbiamo fare un'altra cosa. Ci servono i paletti. Allora. No, prendi la lezione, se mi rompe il cazzo. Vai, Settone, non ti Vai, preoccupare. sei tu, tranquillissimo. Il nostro canale è casa tua, entra, esci, metti le mutande in giro, basta che poi le togli, non ci sono problemi. Fai quello che vuoi. Allora facciamo uno di questi, 2 ore, ma va bene. Ottimo. Ci è andata anche di culo perché riusciamo a cambiare la ricerca, visto che ha completato quella e ci sta facendo adesso quella del ponte. Allora. Allora Gianmarco, secondo te cosa ci conviene fare dopo? Estrazione efficiente di metalli arricchiti o qualcosa per la base? Comunque, aspetta. Comunque, prima di andare di cose che state parlando di me che dicevi prima, no, Enzo mi ha, come si può dire, mi ha detto che lui mo sa alcune cose che io non ho voluto e comunque non posso sapere, ma a prescindere non voglio sapere, molto positive. Per E farti capire se tu quelle piccole cose tecniche che mi hai confermato che ci saranno, non gli ho detto proprio niente, gli ho fatto capire solo che sono cose belle. e in quindi cui io mettere le mani. sono in hype, sostanzialmente. Quindi tutto questo, senti, non ti Abbiamo preoccupare. aggiunto 7-8 volte che sei un pezzo di merda, ma Sempre. questa è una cosa secondaria, Sì, cioè sì, viaggia di pari passo a tutta la situazione. sì, forse conviene fare un attimo la pausa prima di continuare, Sì, non lo so. sì. Non so quanto è No, visto che è passato, passata la probabilmente sì. mezz'oretta, sì, mi Vai. conviene. Senti, allora ti lasciamo alle tue cose.
Ci siamo? facciamo? Non lo so, Secondo vedi? te? Che devo potenziare? Allora, il riciclo ci dà sostanze organiche, quindi possiamo fare cibo e ricicliamo un pochino di cose. Quindi mettiamo questa qua così almeno Vai. mangiamo tutti e siamo tutti più tranquilli. Scusatemi. Allora, a sto punto li abbiamo messo. Ci servono i paletti. Allora, i paletti li dobbiamo... Grazie Gianmox. Allora, ci dobbiamo fare quanti più paletti possibili. Paletta. Allora, ogni confezione su 3 paletti, buono, buono, Ho 3 palette. allora, forse riusciamo a farcela proprio per il rotto della cuffola. Volevo essere un tubol. Allora, forse ce la facciamo giusto in tempo. Ok, lui qua ha già ripreso a lavorare. Allora, ci mettiamo the pylons. Ah, ne bastava semplicemente uno, tanto di guadagnato, ok. Vabbè, gli altri ce li teniamo. Quindi mo qui arriva elettricità. Possiamo forse vedere di prendere un po' di questi. Ok. Ci sti frutti. Oh, però ci conviene mettere la raffineria. Il problema è che pesiamo troppo. Sì. Allora, filtro per le Siamo un po' radiazioni. pesantucci. Abbiamo solo 2 filtri. Ok. Quindi dobbiamo vedere di farci anche dei filtri. Vabbè, però c'hai altri 2 giorni, no? Ce la fai. No, allora sì, questi vedevo che scendevano molto lentamente. Invece nel giro di un giorno che non abbiamo giocato, comunque tra le varie cose fatte sono finite 3 taniche. Iniziamo a vedere quanto costano. Ci servono 40 di materiale organico. Quindi Però dobbiamo vedi, ti vedere. protegge per un giorno intero comunque, così. A prescindere, non è Domani che dobbiamo aumenta il andare a consumo. vedere. No, comunque dobbiamo vedere di andare a prendere un po' di materiale organico Sì. ed eventualmente crearci un altro avamposto minerario. Che però ne abbiamo uno nell'inventario. Allora a questo punto a noi ci conviene andare a dormire. Qui andiamoci la situazione domani mattina. Volevo essere un Grutol. Allora, c'è qualcuno con cui parlare? Ok, ci sono 2 di loro nel dormitorio. I have some comments about your mining technique. My what? You're fast, but I think you could be even faster if you change the interval ratio to... Eccola. Bro, bug off. Hello, Jan. No, ragazzi, non litigate però, sono consigli per andare tutti quanti me. Cosa fate voi nella stanza? Ok, lui fa un po' di ginnastica. Vi mangia e legge qualcosa. L'altro dov'è? Nel modulo macchina. Il modulo macchina è qui. Niente, oggi nessuno ci vuole parlare. Va bene così. Allora. Opla. Allora, a sto punto ci prepariamo per la spedizione, mentre qui la ricerca comunque sta andando avanti. Vediamo quante più risorse riusciamo a prendere, ma appena abbiamo la soluzione dobbiamo andare nella prossima zona e andare avanti, lo so. perché se ci raggiunge il sole è un attimino finita. Allora dice che già ce ne abbiamo una, abbiamo 5 paletti e dovremmo farcela, ma visto che è un bel po' lontanuccio io altri 3 li farei. Con questo stiamo a posto. Hey man, we need to talk. Chi si è ferito? Il braccio del minatore gli fa male, è nell'utero. Aspetta. Cos'è successo? Dobbiamo mettere l'infermeria. Hey, you wanted to talk about something? Yeah. What is it? I need something to, keep me going. Allora, Gianmarco. What do you mean? The arm that I lost in an accident. It's weird, but it hurts. Vuole gli No, antidolorifici. non ti fa male. No, non ti fa male. No, è l'arto fantasma, lo zio. È l'arto Il fantasma. dolore fantasma non funziona al contrario?
Prova a chiedere io. Wait a minute. Isn't Phantom Pain supposed to work the other way around? Ah, Like, scusate, if non you ho aspettato had il an tempo di arm and farvi then you mettere lost la it, risposta. then it hurts. What? I don't know. Scusa. It's your arm, not mine. Damn, everything is so fucked up in here. I am not some kind of wimp, so if I say it hurts, it really fucking hurts, alright? Beh, ti credo. credo. Ti credo. Ok, Cosa vuoi ok. l'infermeria? Già, tanto già la dobbiamo fare, quindi. Alright, so, you know there's only one way to deal with it, right? Numb the son of a bitch. What are you Scusate talking un attimo, fatemi controllare una cosa. Ok, non ho pensato si fosse about? spostato la calma. Painkillers, what else? Tramadol, hydrocodone, codeine, or that shit you doped me with before. That should do the trick. Allora, lo aiutiamo e non gli facciamo prendere niente e ce lo teniamo un po' in casa, però poi gli passa, deve soltanto passare la crisi. Se gli diamo del cibo e gli facciamo vedere che non serve, magari ce la può fare. E tu quindi che vuoi fare? A 1 o a 2? La 2, Io la non lo so, 2, Gozzi, secondo me questo va tranquillizzato. capito? Ma se gli diamo qualcosa e inizia a fare danni, come la mettiamo? Se non gli dai qualcosa e inizia a fare danni? Ci troviamo nella stessa situazione. Sì, lui è un tossico, questo sì, Regan, però se non lo teniamo calmo e questo scoppia lo dobbiamo ammazzare. Cioè ragazzi, dobbiamo tenere sempre in considerazione questa possibilità che potremmo essere costretti Allora, a doverli facciamo i uccidere. buoni, vediamo se il gioco è progettato, dacci la possibilità Vai, scegliete di voi. vincere sta cosa. Trasto anche io perché ho visto il 100% lì. I'm not giving you any more of that stuff. It's too strong. Come on, bro. I'm not a kid. I know what I'm doing. Spent half my fucking life on painkillers. Stesso ragionamento, è proprio per questo che non la devi avere. Vedete voi, raga. Voi che dite? Al massimo possiamo vedere l'accordo di dargliene poca, però se poi esagera. Allora, vorrei capire perché gli è venuta sta crisi bella e buona. Allora non ti sei È disintossicato. l'astinenza, no, è l'astinenza, lui deve farsi in tutti i modi, già. Questo è. Allora, diamogliela. Se Decidete voi. vediamo che esagera, Fate voi. che penso che il gioco abbia pure queste diramazioni qui, visto che comunque sono queste cose da fare. Vediamo un attimino quanta ne richiede. Se non esagera, però lui sta più tranquillo, va bene. Ok, va bene. Okay then. Just don't go too heavy on it. Could be addictive. Like, I don't know. Gliel'abbiamo detto. A I hit posto. rock bottom in my life more than once. But I ain't going back down there. I've learned my lessons, don't you? Vediamo. Ok, noi ci fidiamo, ma ti teniamo d'occhio comunque con le scorte e quant'altro. Se succede qualcosa, cerchiamo un attimo di capire. Allora, però non ce l'ha messo come questo, quindi era più che altro una scelta morale per Ma tipo il i fatto dei rapporti e pasti, mo? quant'altro. Come si attiva? No, già attiva la quest per altri 3 giorni. Noi dobbiamo dare dei pasti, quelli là buoni. Allora, dovrebbero esserci nel menu. Pasto cotto no, non ce n'è neanche uno. Dobbiamo far fare un attimino. Perciò ci dobbiamo ricordare quante più cose possibili. Allora, il problema è che forse non ce ne facciamo a farne tantissimi. Almeno 3. Ah, però a breve dovrebbe essere pronta la cassa. Ok, quindi per... No, noi mo li dobbiamo fare prima che ce ne andiamo. Aspettiamo. Mettiamo a fare qualcosa, almeno facciamo passare un'oretta. Ok, giusto per farne dovremmo fare almeno 3. Devi dargli almeno 2 pasti entro i prossimi 5 giorni, quindi devi farne almeno 2. Penso che prima già ne hanno mangiati vari, quindi mo se ne facciamo altri 3 dovremmo completare la quest. Dai. Dai. Allora, facciamo così, aspetta.
Facciamo che iniziamo a mettere qualche paletto. Vediamo quando appaiono le carote sotto. Allora, direzione organica era di qua. Ci allunghiamo. Aspetta, non prende. Ok. Altro qua. Uno qua. Opla. Ok, allora, qui l'avevamo già trovata. Ecco qua, a posto, fatto. Quindi ora possiamo prendere un bel po' di questi. Passa pure il tempo velocemente, dovrebbero apparire le carote. Ottimo, sono arrivate pure le carote, ok. Allora, innanzitutto iniziamo a fare qua così gliele facciamo pure. A questo punto consumatele tutte e siamo a posto per un bel po' col cibo e mangiate bene e state bene. Allora, qua al laboratorio. Ma posso tagliare il tipo? Va bene. Vai, raccogli proprio tranquillamente, basta soltanto che stai attento alle radiazioni. Noi dobbiamo poter prendere anche il rapidium per fare iniziare l'arca. Sì. Allora, come vediamo. possiamo passare il tutto? Find a solution to our problem? Yes, it's super simple. We'll build a bridge. Oh, just like that? Ma il problema è quanti Well, materiali ci it servono. can't be a regular bridge, of course. We don't have the quindi time come cazzo lo nor vuoi the fare sto manpower to ponte? accomplish that. However, there is a certain technology that came to my mind, superconductive bridge anchors. They could allow us to quickly span a light but durable construction across our obstacle. Sembra entusiasmato. Wow, great. Sì. Sounds exciting. Yes, but... Lui per dirci va fatto Oh, questo, here we go. sa che ci sono i materiali per farlo. Sarcasm. It's not my fault this excursion was prepared by a dilettante. Blueprints for the anchors should be standard equipage for every mission since Project Versant went live, but not on this one. They should fire the logistician, if there ever was one. Allora, Versant. Versatile synthetics program. One of my undergraduate students went to work for them. Had some impressive achievements, Ok. including designing bridge anchors for heavy exploration equipment. You'd think it would be obvious, but no. Allora, la prima si offende. Un po' aggressiva forse, no? La prima si offende di sicuro. Andiamo direttamente con la seconda. Tell me about it. It's so typical of Ally. A lui piace parlare del suo lavoro, piace parlare di quello che a lui piace. I hope you're not feeling sorry for yourself. Because we need to Niente, act. dovevamo essere più You are in diretti, ok. touch with mining operations, right? Ah già, perché lui è quello pratico, è vero. Sì. Yeah, I am. Why? Next time you talk to someone from mining ops, tell them to send over the anchor blueprints from Versant. Once we have them, things will go back to super simple. You'll see. All right, will Ok, do. andiamo subito a fare una telefonata. Proprio subito, immediatamente. Salve, possiamo chiamare noi qualcuno? Allora, sono le quello 15, ce l'abbiamo sì. fatto, sono le 15. Possiamo abbiamo prendere i un po' di materiali. rapidium nel mentre. Potremmo pensare sì, ma allora possiamo fare queste due cose qua. Cioè, abbiamo 5 minuti, vabbè 5 ore però 5 minuti per noi. Ce n'è? Noi siamo arrivati fino a qua. Noi dovremmo arrampicarci qua, no, però per arrampicarci qua dovremmo tornare dai mostrini qui. Allora, altri passaggi, c'era il passaggio qui sotto. Quindi direi andiamoci a vedere qui sotto sbloccando che cosa c'è. Puoi andare direttamente al teletrasporto? Sì. Tutte le zone che colleghiamo su tutti i teletrasporti alla fine. Allora il problema è che comunque nella zona contaminata. That looks like our ship's cargo drop. E sto posto sta qui dall'inizio.
Alieno segreto. Un assassino alieno si nasconde tra l'equipaggio di una missione spaziale. Le amicizie vengono messe alla prova. Per la stanza del riposo ci sono DVD e cose extra da trovare per potenziare ancora di più. It's filled with the crew's personal items. Ho trovato un film mentre cercavi in un carico abbandonato. Forse c'è un modo per guardarlo alla base. Is that a movie? Ok, un libro. Ottimo. E un utensile multifunzione. Ok, sono tutti i nostri oggetti. Ma con quale casualità noi abbiamo trovato giusto i nostri oggetti? Perché sull'astronave erano tutte copie nostre e chi sopravviveva doveva fare la missione. Oh, Peter. Yeah. Oh, Peter, anche là. This is one of the things they told me to take on the mission. Ottimo. Ok, abbiamo più Things oggetti e that will dobbiamo make you vedere di feel metterci la comfortable far stanza. away from home. Objects that trigger good memories. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Typical Potremmo corporate provare di bullshit. allungarci per la questione sia del teletrasporto che dobbiamo tornare dove ci sono comunque quei fenomeni per portare avanti la quest lì. Quindi ci costruiamo un po' di strada qua, mettiamo la basetta, questa qui del teletrasporto. Tanto solo 16 a posto. Allora mettiamo questo e continuiamo a salire. Allora, se tu passi di qua, ottimo. Allora uno lo mettiamo qua. Ok, un altro poco. Ok, no, fermati. Se che possiamo comunque fare qualcosa. Noi ce li usiamo qui. Opla. Mettiamo questo. Che culo, riusciamo a far partire pure la... Non credevo riuscissimo a fare queste cose qua. Ottimo, questa ci è entrata benissimo. Così domani possiamo venire qui col teletrasporto e perforiamo il rapido. Allora, stazione di ricarica. Ci ricarichiamo facendo passare un pochetto di tempo. Viaggio rapido e ce ne torniamo a casa. Qui ci siamo collegati tutto. Dobbiamo solo esplorare mo la zona qua e capire come passare quelle interferenze. Qua prendiamo risorse, qua possiamo prendere risorse e qua possiamo prendere risorse. Quindi un bel lupino fatto a modo ce l'abbiamo. Qui adesso pure le possiamo prendere. Si torna a casa soddisfatti. Yeah. Allora a questo punto abbiamo anche un bel po' di tempo. Vediamo un pochettino se possiamo... Dobbiamo capire dove si prendono questi minerali. Raffineria per i metalli arricchiti, però si appesantisce tutto troppo. Oh Papa, buonasera! Oi Papa! No, non ti preoccupare, l'importante è che stai bene, come vedi, se ti fa piacere quando sei libero sei tornato, quindi tutto a posto, l'importante è che stai bene. Tanto noi invecchieremo qua vicino, non ti preoccupare che ci trovi ancora. Allora, raffineria. No, solo sì. Abbiamo più materiale e ci possiamo costruire più cose. Però la sala comune come prossimo step non è male, Ma non sappiamo dove prendere questi. Non lo so. Teniamoci così, al momento teniamoci così. Cerchiamo di andare dai nemici lì per no, capire Papa, la non ti situazione. preoccupare, quando ti capita e sei Vai tranquillo, proprio lì. tranquillo, Vai veramente. tranquillo, Papa. bello, grazie. Qui noi possiamo fare altro, no? Perché dobbiamo potenziarci giustamente il livello qubit per sbloccare gli altri. Allora, cosa possiamo fare? Vediamo se qualcuno vuole... Tecnico vuole parlare.
Vabbè, Avamposto di metallo. Ok, ma andiamo direttamente lì. tanto. camera stagna, mo. Ok, in cucina. Cucina. Che è sopra. Cucina, ok. Mi dimentico sempre, è così funzionale sta cosa dei piani. Ancora ci deve entrare il tutto. Hey, Quello che abbiamo I trovato found prima, this. ok. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. My lucky old multi-tool. No wonder Così, he quindi took sei it with you. contento? This Sì. little baby never ever let me down. Yep, I thought it might come in handy. Of course, every man of the house should have one. It sure helped me vabbè. feel like one when the time came. Posso anche il Se libro, troviamo questi possiamo oggetti darlo. o gli sblocca qualcosa o comunque lui adesso ha un bonus in qualche modo. Rimasto Che contento. non ci viene detto, però comunque è rimasto contento. Ok. Cosa stai cercando? Allora, in ottica futura, Pure lo scienziato, lo zio vuole parlare. andiamo pure da lui. Allora, iniziamoci a fare un paio di questi. Praticamente uno di questi e già va bene. siamo Ma a posto quanto ci per un mette altro la cosa giorno. a pompare la risorsa? No, il problema è che abbiamo solo il minatore, quindi mo dobbiamo andare noi là a minare e Lo quant'altro. zio, bisogna andare a pompare allora, zio. No, però mo mo- adesso abbiamo settato le cose. Mo Sì. ci studiamo domani mattina quello da fare e vediamo un attimino com'è la situazione. Allora facciamo un check. Dai. I moduli come stanno? Basso rischio di fallimento. Mostra posizioni di lavoro con basso rischio di fallimento. Ok. Quindi lo zio a questo punto. Allora, secondo me, ecco qua. Di paramodulo. Allora, noi lui l'abbiamo assegnato. È il meccanico. Ah, noi possiamo mettere pure a tutti di Sì, fare sì. cose, però vabbè, lo scienziato ci serve un attimino così in giro. Ma dai, Loro tecnico. comunque ci prendono cose, però a sto punto, tecnico, non metterti nella zona contaminata. Cioè, a sto punto, uno fa Fast and Furious, ok. Allora, poi lui deve passare alla manutenzione e farci un pochettino di manutenzione, però gli dobbiamo costruire. Penso che almeno è che non ne abbiamo neanche uno. Facciamo 5, ce li mettiamo come scorta. Qua non ci servono più niente di questi, ci mettiamo anche un altro così. A posto. Ok, qui mangiano. Lo scienziato è nel I pasti ci stanno, lo zio? Sì, lo zio, Sono ma stati dovremmo preparati. avere... No, non sono stati creati e che non abbiamo messo a nessuno. Wait Allora to ci giustamente. dobbiamo try those fare. veggies out. Aspetta, forse no, lui sta iniziando. No, ce lo dobbiamo controllare noi ogni volta in base all'orario. Allora, ragazzi, a questo punto, non state in miniera, non andate in giro. Minatore, tu cucina. Tecnico, tu mi fai un pochettino di manutenzione proprio in giro. Ok, mentre tu cucini di qua. Scienziato, tu sei venuto da noi. Ottimo. Not getting any connection from mining ops. Any idea how I can ask them for those blueprints? Non ti Didn't fanno they sentire. push you to mine Rapidium? Report getting the job done, and someone will turn up. Trust me, I know how this company works. Ok, mo domani Ok, mattina thanks. facciamo le squadre e andiamo a prendere Vai. il Rapidium tutta la giornata. Ok. Allora ragazzi, a sto punto ce ne andiamo un attimino a dormire. E ce la possiamo giocare soltanto così. Ogni mattina dobbiamo settarci i lavori e le professioni e dobbiamo vedere un attimino a tutti quello che conviene da fare. Il sole è lontano, tanto meglio così. Allora, lo scienziato è libero, quindi avrà fatto tutti i moduli di ricerca. Sì. Quindi al momento in cucina ci va lo scienziato. Dai. Il minatore, quindi lui bello ci va a prendere il Rapidium perché è esperto.
lui al momento è libero. Tu ci prendi un po' di materiale organico. Ok. Allora. No, sbagliato io. Ok, per un po' che questo lo mantieni non ci sono problemi. Quindi dobbiamo prendere il Rapidium e dobbiamo fare l'arca. Loro sapranno che l'abbiamo costruita e si faranno sentire e ci facciamo il ponte. Ok, allora per l'arca dell'alleanza, che è un modulo che va fatto qui se non erro, sì, ci serve tanto Rapidium e tanto materiale organico, ce ne serve un bel po'. Allora, visto che le squadre sono partite, secondo me ci conviene fare da qui Però mi sa che non ha cucinato quello lo zio. allora, aspetta, assegnazioni. Dice sempre libero. Visto che finire non fa questa, oggi si non preparano sti pasti. Ma è super inseguimento? Sì, mi sa di sì. Sì. Ok, c'è un po' di casino stasera. Allora, a questo punto, visto che non ci vuole niente a vedere, già ma... No. Scienziato, però abbiamo... Ah, no, forse perché non c'ha lo slottino. I can see that you're angry. Quindi forse lo fa in un orario specifico. What normally helps you calm down? Normally, huh? There's a grove near my lab. E c'è Off l'orco. some steam, I go for a walk. Allora. Sì, effettivamente ti devi solo... Ti devi fermare, vai un attimo a cucinare. Ti trovi, cambi zona, cucini, ti diverti, mangiamo tutti. Fermati un momento, diretto. Porca la Sounds miseria. like you simply need a break. Why don't you take one? We can't afford to take time off, Jan. Però sei anche un po' nervoso, eh. Allora, cuciniamo un attimino, noi risolviamo il problema. Ok, ecco qua. Mo questi qua però se li mangiano. No, quando c'hanno fame l'importante è che ci sono lì, già ma... Ecco qua, ha sentito l'odore, già arriva. Primo già c'è. Allora. At this point, a questo punto, ci conviene di continuare un attimino a fare di qua. Allora. The pylons is here, ce ne abbiamo soltanto uno. Devo costruire gli altri piloni, ma va bene così. Ok. Ok, addirittura riusciamo a prenderci il collegamento con quello di là. Quindi non ci conviene neanche fare il giro. Allora, non ci sono più gli strani fenomeni. Allora, salve. No, no, ehi. Molto violenti, molto. Allora, liberiamoci qua. Ci abbiamo addirittura lo shortino per passare di là. Ok. Allora, a sto punto... Sì, è dannatamente Death Stranding. A me questa cosa piace tanto, tantissimo. Facciamo un po' di preparazione per settimana prossima. Il minatore ha avuto un incidente. No, che succede? Il minatore, mannaggia la miseria. Che posso metterlo qua? E c'è anche un altro passaggio qui ed era... Ah, era l'altro passaggio. Scendere di là. Allora, di qua non c'è niente. Cristalli qui non ci sono. Per l'obiettivo noi che cosa dobbiamo fare? Cerca altri strani fenomeni. Ma noi non abbiamo altri posti dove andare.
Non abbiamo altri passaggi al momento. Il problema è che se non prendiamo i cristalli e le altre cose... Proviamo a riandare di là, vediamo se magari ci possiamo muovere in qualche modo, tanto ci abbiamo tutta la giornata. Non c'è più niente, di qua non c'è strada. Proviamo ad andare di qua. No. Niente, comunque di qua non possiamo proprio passare in nessun modo e dobbiamo togliere sti cosi da mezzo, però nel frattempo ci prendiamo questi. Almeno so 12, anche se ne riusciamo a fare un pochino alla volta. No, è quello, il giacimento è là, ma non ci possiamo arrivare perché ci sono loro. Lo scienziato adesso si è messo a cucinare e ha fatto tutto. Ok, vai al laboratorio. Allora, non ci abbiamo niente per farlo. Dobbiamo costruire per forza l'H. Dobbiamo fare così, aspetta. Allora, prendiamoci qualcosa noi. No. Però di qua no, se no ci servono le batterie, quindi dobbiamo fare il giro da quest'altro lato. Allora, andiamo qui. Qui già c'è qualcuno. Andiamo a controllare se stanno effettivamente... Ok. Ok, lui sta lavorando, le sta prendendo, quindi comunque ci mette un pochino. Scienziato, facciamo fare solo ricerche che fai passivo aggressivo molto facilmente. Anche questa è vera. Allora, a questo punto quella è utilizzata, prendiamone un pochettino di metalli per costruirci un pochettino qualcosa. Ok, allora. Ah, dobbiamo andare a vedere il minatore che si era fatto male. Mi ero dimenticato proprio, scusatemi. Sì, grazie. Allora, i magazzini stanno di qua. No, fa l'infermeria. Sì. Scusi, dove sei? Il minatore è sotto, ok. No, lì mo ci chiede l'infermeria. I heard you had an accident. What happened? What? Oh, it's nothing. Just a scratch. Shit happens, eh? Part of the job. Però vedi, ti abbiamo dato le cose e stai avendo gli incidenti. Aspetta. No, allora prima ti trovi con ragionamento, te le diamo, però se fai cazzate, tu già hai fatto 2 incidenti nella giornata il primo giorno. Sì, sì, Gianmarco. Shit happens more often to people on opioids. Cioè, regolati, non ti dico non te li voglio dare, però regolati un attimino. It was a regular accident. No one died. Fai attenzione. Con calma. Okay, just be extra careful next time. We can't afford to lose you. Jeez, I'm not a baby. I've spent my whole damn life working in high-risk environments. I'm always extra careful. Però dove ci sei tu ci sono sempre gli incidenti, I capito? heard you had another accident. Vedi, poi ne hai avuti 2 in Are una you giornata. okay? Don't worry, I'm fine. It's fine. It's not because of the painkillers, I swear. Ok. Okay? Dai. Okay, I believe you. But please be more careful next time.
Of course. Ti abbiamo detto uno, ti abbiamo detto due, se lo fai di nuovo te li togliamo. Terzo no. No, You do know we're running out of radiation filters? ecco, i filtri stanno finendo. Allora, ce l'abbiamo preso un bel po' di risorse. Allora. Allora, lo devi ancora fare, oggi già ce l'avevi. Allora, visto che sera... Almeno uno lo riesce Ah a no, fare. perché è finita la giornata. già Ah, mo- shit. No, aspetta, facciamone... No, non possiamo fare manco niente noi. Possiamo fare così. Allora, non lavorare qua, ma lavora nell'officina. Tu di Rapidium comunque ne hai preso 82 buono. Però vabbè, ma vediamo di metterti un attimino per quanto possibile l'infermeria e per metterla Ma noi che ci poi lui è un costa- clone fatto dal corpo sano, non è in astinenza. Infatti, sì, vabbè, quello è un fatto Tutta mentale. suggestione, però gli vogliamo venire incontro perché la sente sta cosa. Però andiamoci un attimino cauti. Ci servono i cristalli, Gianmarco. Il problema è come andiamo avanti con la zona degli Infectix. Allora, veniamo con i moduli di ricerca, perché mo comunque li stiamo portando avanti. Mettiamo lo scienziato nel laboratorio e Luigi è lì, solo adesso libero. Aspetta un attimo. Allora, questi qua li dobbiamo ancora scoprire. Postazioni di lavoro per lavori di manutenzione, per riparare più velocemente i moduli. Facciamo così, visto che abbiamo solo questi qua, fai prima questo e poi fai quest'altro. Poi dobbiamo scoprire come accedere agli altri livelli e sbloccare le altre cose. Allora, cibo ce l'hanno, la pappa ce l'hanno, possiamo andare tranquillamente a dormire. Domani mattina dobbiamo subito installare i filtri nuovi, sta un attimino tranquilli. Allora, obiettivo della giornata. Noi dobbiamo fare questa, quindi ci servono 120 di Rapidium e del materiale organico che durante la giornata noi prenderemo tranquillamente. No, però devi farmi fare un attimo una cosa. Sì, dimmi. I pasti, Sì, tu li hai fatti? sì. Come li usi dall'inventario se lo vuoi usare tu? No, ma noi non dobbiamo mangiare. Mi ha togliere questa curiosità. È Dove il li trovi? conteggio, è il conteggio di quello che si vengono a prendere loro in automatico. Ma si stanno mangiando o no? Sì, 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 sì. Giamox, non li dobbiamo assegnare ad una stanza. Questa è la stanza dove si mangia. Noi creiamo il cibo viene consumato qui se c'è il cibo disponibile nell'inventario. No, è automatizzata la cosa. Quindi con nonna diventi dipendente a livello somatico. Quello sì, Regen, però non lo so. Vedi, qui è solo per cucinare. No, osserviamo se scende 13 o 8 devono scendere. Allora, i filtri dice che sono finiti. Vediamo un attimo, lui qui si è creato qualcosa. Ah, oh cazzo. Però ci pensiamo noi a questo punto. Lo so, mo li mettiamo. Facciamoci tutto noi qua. Ok, allora, abbiamo preso un po' di cose. A questo punto, visto che il piano è fallito miseramente, grazie Gianmox, lui il Rapidium l'ha quasi preso tutto. Allora, tu vai a prendere un po' di materiale organico a questo punto. Noi ci cambiamo i filtri. Ok. Come li carico nell'inventario? Io li ho creati o erano sotto? Allora, magazzino. No, ha messo solo quello là che avevamo adesso, gli altri vanno ancora fatti. Allora, volendo un attimino ottimizzare, lo scienziato, facci lei un po' di oggetti così ce li troviamo.
A noi fuori stanno prendendo tutto. Non sta lì. Uno adesso raggiunge qui. Noi non possiamo esplorare e non c'è nessun'altra strada. Già abbiamo fatto tutto. Abbiamo aperto tutto. Di qua bisogna farlo da dietro, ma sarà oltre la zona qua, ma non riusciamo a farlo in nessun modo. E a noi ci conviene prendere giusto un po' di questi per far passare il tempo. Un altro. Ok. Allora, dove se abbiamo le risorse sufficienti per fare l'arca, l'antica arca dell'alleanza. Allora, 120 di rapidium. A questo punto facciamo così. Ok. Bello perché è comodo, pure a fare piccole cosine. Mamma mia. Allora, a sto punto costruiamo sta benedetta arca. Aspetta un attimo, carissimo, aspetta un attimo. Porca L'arca rompe i coglioni. Dobbiamo risistemarci un attimino tutti i moduli. Allora, no, poi per forza di qua il dormitorio è grosso. Allora, no, senti. Allora facciamo così. Tu di qua. Tu di qua. Ti occupi lo spazio qui sopra e nessuno ti dice niente. Potremmo pensare di fare un altro ascensore qui. Sala di comunicazioni qui, proprio in alto così subito la troviamo. Potremmo pensare di fare officina, laboratorio di ricerca. Yeah. Ci mettiamo l'arca qui dietro. A posto. I moduli non sono collegati. Ah, quello là, l'utero. Metti da fianco all'ascensore. Ah, ok, così. ok. Possiamo riparare noi? Allora, però Minatore ci vuole parlare. Oh, Minatore, che stavo cercando? You're afraid. I can see that. Afraid? I'm not 6. Right. Still, I'd like to make sure you feel comfortable, so... What can I do? Well, since you're Vai, asking... però tu sei il nostro vice. Promise me you know what you're doing as captain. No, zio, o la prima o la seconda. No, no, però... sincerità, non possiamo, Sì. però ci stiamo impegnando tutti e stiamo facendo ogni giorno dei passi avanti, sinceramente. I can't Ieri, promise l'altro it, ieri but I non know avevamo we'll do una our risorsa, best. ma adesso abbiamo un ciclo produttivo dove stiamo prendendo le I risorse. mean, I'm trying. Abbiamo un modo per attraversare il Yes, we ponte all di are. lava, forse riusciamo a farlo anche velocemente. Let's hope that's enough. Non demordiamo, ragazzi. Allora, dai, non siamo messi malati. Oh, telefonata, aspetta, subito. Salve. Scusate, ci Oh. date i piani? Hello, Dulski here. Jan, tell me you did it. Poi, quello buona sedia anche a Ciao, te. bello. I did it. Clonatori di cloni, Well giustamente. done. Now, all we need to do is bring it home safely. Are you making progress with that obstacle of yours? Ci dovete dare un attimo quelle cose. I'm still looking for a way out. Oh, I don't want to cause panic. You better hurry.
Allora, facciamogli prima le How's my domande. rescue team progressing? They'll be on time, Jan. Just make sure you are. Do what it takes to make your way to the other side of the planet. And leave the rest to me. No, ma la senti l'odore di Way faster inculata if I che didn't arriva have to sempre build più? that damn Si ark avvicina? for you. Do you really think it's just a whim for me? Aggressivi? Lo facciamo capire che noi sappiamo Ah, questa prima. cosa I wouldn't call it comunque ti a aiuta, whim, va but it bene can per l'umanità, però a obviously te be a ti aiuta un career bel po'. booster for you. Career? Apparently you don't know very much about me, or my career. Why don't you relate to yourself a little more? Well, Quindi tu sei un pezzo grosso più Imagine grosso. coming back without Rapidium, and having to face the thought, what if I hadn't given up? Would you live with yourself while the world would deteriorate before your eyes? All because you put your sorry ass first. all right. Point taken. I'm gonna need your help. Ok. What can I do for you? I need blueprints for superconductive bridge anchors from Project Versant. Versant? But how do you know about that? Sono più intelligente di quanto pensi. Non gli diciamo ci abbiamo lo scienziato, non gli diamo tante informazioni. I'm smarter than you sì, think, va. Maxwell. Well, you read the classics. And you're aware of aborted scientific programs unknown to the public. Aborted? Are you sure? Yes. Project Versant was terminated years ago due to lack of satisfactory Diglielo Reagan. results. Nel tempo che quello finisce le Didn't scuole they come up with elementari e some poi tech se ne useful vanno. for mining missions? No. How would you even know what they were unless an alternate version of you was somehow Sì, ma sai da quanto involved in tempo it? stanno facendo sto giochetto Is questi it qua? Uff. possible that someone from your crew remembers a non-existing technology? That's amazing, Jan. You do understand what I'm saying, Quello se right? vuoi mi servirebbe una mano in realtà in questi giorni per tutta la roba che mi è arrivata. Yeah. He did mention an undergraduate student of his who went to work for the program. The proverbial flap of the butterfly's wings. It must feel incredible to realize such a universe-bending potential in your life path. Quindi tu i progetti non ce li hai. Noi il ponte, come cazzo lo facciamo? Ah, cavartela da solo. No, I'm sorry. Lo so, lo faccio già quello. Se non c'è un cazzo da fare, dato che non c'è un cazzo da fare, mi vuoi dare una mano. What's that? I have an idea. Questo It's a però è un long shot, problema. but it might be all we have. Oh, il botto da bloccato. Project Versant did leave behind unfinished drafts, crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Daccelo a Lucas to noi e li send it facciamo over to your completare allo terminal. scienziato. Maybe that resourceful alter of yours can put it to good use. Oh, okay. It's better than nothing, I guess. Allora, I have to say, Jan, I'm beginning to see more and more potential in this situation of yours. I hope we speak soon. Good luck, as always. Io devo fare prima. ok, va bene. Nel frattempo vediamo cosa ci dice di fare. Dallo scienziato il progetto. Scienziato è nel modulo macchina. Ok, vediamo un attimino cosa ci dice. So, I have news about the anchor blueprints you asked for? I certainly hope so, because I just saw something come in from mining ops, and it looks like a bad joke. Ah, già li ha Did you visti. precisely ask for bridge anchor blueprints? Allora, sì, qua non esiste, glielo diciamo tranquillamente. Sorry to Questa break this realtà to you, but non the ci program sono you queste mentioned cose. doesn't exist. This is all they came up with before they were terminated. Terminated? But why? Lack of results. Looks like they didn't get anywhere without that student of yours.
Results, huh? You mean an outcome that only exists in my fake memories? Huh. No wonder what I got looks more like the musings of a madman than serious work. There's no way I can make anything out of it. We just don't have the time. A sto punto per forza. Cioè, sei l'unico che effettivamente può risolvere questa cosa. Se non ci riesci tu, che sei lo scienziato super più e conosci anche sto progetto, poi capire come tu possa avere conoscenze di una nuova tecnologia che in realtà non esiste, ma vabbè. They came up with this thing only because you existed. It's gotta mean something. Well, if you put it that way, I can try. Ok, a posto. Ricerca gli ancoraggi per i ponti. Allora, adesso il laboratorio lo abbiamo messo al piano di sopra, ok. Allora, altro, eccolo qua. Rimuoviamo questa, mettiamo un attimo questa qua, così appena finisce passa subito a fare questa qua. Allora, si va prima a letto, dove siamo completamente a secco di energie. Ma dobbiamo vedere come giostrarci un attimino le persone. Allora, cos'è successo là? Ah, ok, abbiamo completato la quest. Gli Alters sono felici che tu abbia mantenuto la promessa e abbia procurato cibo di qualità per la base. Ok. Hello. Ok, è arrivata la conferma, abbiamo completato la quest del cibo. Ok, Ma di fatti ci vogliono un attimo parlare. I can see you're gloomy. Do you really want to waste time dwelling on that? Nel personale è proprio la Isn't a situazione sad delicata, la person cosa less migliore è efficient than a mordersi la happy lingua e one? sopportare. Ma Let's try to soprattutto in find una something situazione to del cheer you genere, up. per forza. For the sake of the mission. O facciamo ste cose o ci proviamo, o moriamo Talking direttamente about perché il pianeta efficiency. salta tutto in aria, quindi I appreciate a good success story. almeno It's proviamoci. inspiring to read about someone who achieves something great despite life's obstacles. Allora, cosa facciamo qui? Ah, lui gli abbiamo dato i progetti, si è giustamente lamentato, ha detto ma che è sto schifo? Però ha detto che mo ci lavorava e ci ha creato il progetto nuovo che già gli abbiamo dato. boh, forse la terza pure io direi. Sì. Remember that teenage girl from our neighborhood who lived only with her sick grandma and had to divide all her time between caring for her, school, and part-time jobs? The skinny one with the mousy hair? What was her name? Maya? Che alla fine la fanciullezza, la gioventù è la stessa. Turns out she was really good at physics. Good enough to become the CEO of a startup that manufactures robot nurses for the elderly. Really? Huh. Good for her. Non sono contento, meno male. Ehi, sta litigando. Dormitorio adesso dov'è? Sopra, così. Round di sopra a destra. Ok. No, perché voi due mo? I'm telling you. Allora, ci è arrivato un mi piace, quindi abbiamo preso altri bonus. Uno di loro crede che il microrapidium possa entrare nella base e contaminare l'acqua. A suo dire l'unità CEBA TM non dispone di un sistema di filtraggio adeguato per minimizzare i rischi. Un altro dice che il rischio di contaminazione è escluso. Non ti assumere più rischi, sei preoccupato per la qualità dell'acqua potabile, assicurati che sia sicura. Promettimi di migliorare il sistema di filtraggio. Guarda, lui già c'ha il problema al braccio. Sì, dai, ci facciamo i filtri. Allora, oggi innanzitutto tu devi andare qui. Le palle in fila indiana. Tu devi andare qui. Tu a sto punto ci devi fare un po' di manutenzione per tutta la zona. Ok, beh, penso che mo iniziare a lavorare a breve.
Parla col tecnico per tirarlo su. Non mi fa attivare il dialogo, eccolo qua. Guardate che dovremmo avere qualcosa per aver completato You wanted to la quest discuss del something. cibo. Yeah. I want to know when you started being che è such a successo? pushover. What? You heard me. I'm not blind. I can see the work will pile up. Oh, And you, eager to take new orders. Faccio quello che voglio e basta, modello bambini. No, no. Non sono in una buona posizione Well, negoziale. I'm not exactly in the best negotiating position. Using illegal technology to save my life, creating my altars, I'd better have a good justification for that. So they're threatening you. Even better. Like I said, I don't have much choice. Maxwell's in charge here. Yeah, so was Dad. The man of the house. I thought you regretted not standing No, ma up to guarda che noi già lo vogliamo Looks affrontare, like you didn't tecnico. learn much. That's a little below the belt. You're right. Sorry, this place is getting to me. All I'm saying is, we should do something just for ourselves. Something not work-related, not productive in any way. Like what? Well, there's a social room module available in this base. Ma noi la We vogliamo can start with mettere. that. Il problema è ci che vuoi non dire dove troviamo i prendere la minerali. roba? Non troviamo i minerali. Yeah, see? A smile on your face. Let's build a place where we can chill Magari out, riusciamo a farli play con la beer pong, raffineria. then, Forse after I've sì. beaten you, we can talk more serious Siamo alla stuff. raffineria e vediamo un attimino che What do cosa you possiamo say? fare. Aspetta. Ok, Ok. vai. Tanto già la volevamo mettere per rendere la situazione un pochettino più tranquilla per tutti. Uno dei due moduli è usurati a un malfunzionamento. Per riparare i moduli difettosi seguendo la manuale del gioco. Per svolgere questo compito da solo. Ora vi ho detto che non l'ho vista. E voi così mi dovete per forza. Poi Kerus, grazie mille per il raid. Buonasera. Benvenuti a tutti, ragazzi. Ma lui ha più buonasera e grazie. Allora, ma non sentivamo da tanto questo suono, ho sì. detto che cavolo sta succedendo? Allora, qui ci dobbiamo un attimino organizzare, che potremmo avere dei problemini. Ecco, quello forse è un po' aggressivo questo. Vabbè, ma quello è spontaneo e sincero, non ci sono Un po' problemi. aggressivo, vabbè. Allora, qui abbiamo dei problemi grossi. Grossi, la cucina ci serve obbligatoriamente. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Noi facciamo cloni, voi che fate? Kerus, di bello? tutto bene? Noi intanto facciamo cloni nel frattempo. Siamo dentro Star Wars. Grazie mille per il follower. Non posso esprimere. No, quello tu infatti non devi esprimerti. Quello diciamo che per logica comune tu meno ti esprimi meglio è, Meglio. però questo è un fatto tuo di carattere, è un'altra cosa, non ti preoccupare. Te. Godo. Allora. Ah sì, scusami, Mamma, questa è d'abitudine. Che dov'è? Sempre mamma però. No, sto ragionando qua per No, cercare però di vedi, capire come ci è conviene fare. imprescindibile, Vabbè, quello è un concetto cardine qua da noi. attenzione quindi. che fare troppi cloni per me crea casotti. Questo sì Pierluigi, però ci servono. È No, proprio ci serve aiuto. dobbiamo riparare tutto, serve tutto aiuto. distrutto da sta nave. Allora, il signor tecnico ha avuto anche dei... Che qui abbiamo solo i filtri. Che Ci facciamo servono tra vedere. l'altro perché è finito. Allora, facciamoceli un attimo. Ma prenditi, sta attento, quello suca. Il minatore si è ferito un'altra volta. Lo zio. No, allora non le può toccare quelle cose. Dobbiamo interrompere. No, basta, basta. Reagan aveva ragione. Allora, facciamo così. Mettiamo innanzitutto i filtri, ma dovrebbero essersi già caricati in automatico. Anche pezzo. Non li dobbiamo mettere da qualche parte. Ah no, era rifinito pure quello. Che nel frattempo è passata un'altra giornata, è vero. Allora ne dobbiamo fare altri. No, ci serve qualcun altro. Ok, lui almeno sta riparando un pochino in giro, quindi siamo un attimino tranquilli. Allora, 10:40. Possiamo farne 2.
Però ci serve il materiale organico. Facciamo una bella combo. Dai, Roma. Allora, Vidium al momento non ci serve prenderlo. Se vuoi fare un altro clone, sì. No, ma fino a quando non sblocchiamo i nuovi potenziamenti non possiamo farci clone. Che potenziamenti nuovi devi sbloccare? Siamo a livello 1 del processore, abbiamo 3 slot, non possiamo farne. Ah, era solo 3 per ora? Sì. Allora niente, puzza. Sì. Mettiamo minatore qui. Gli andiamo pure un attimo a parlare perché sennò. Allora tu mo non tocchi più niente. Primo tentativo fatto. Secondo tentativo fatto. Basta. Regen sia. No, ma io gli voglio fare la stanza comune per divertirci un pochino, ma non troviamo i minerali, quindi mo l'unica cosa che potrebbe essere è tramite alla raffineria, però mo ci dobbiamo risolvere un attimo sto problema qui, perché sennò lui ci rimette le penne. Cazzo, 2 giorni, 3 incidenti ha fatto, no? Ok, dopo l'orario di lavoro, ok. Allora, a noi fuori cos'altro ci conviene fare? No, ci conviene solo vedere di potenziare la base se possibile. Bloccato dai limiti di livello, non possiamo mettere ufficialmente più niente. Siamo full. Ok. Quindi dovremmo fare espandi, ma richiede la ricerca. Allora. Lui dovrebbe essere partito per la nuova ricerca. Dobbiamo cambiare zone e sbloccare le cose nuove, in modo tale da sbloccare i livelli 2 dei potenziamenti. No, questo sì. Vediamo un attimino. Dunque hai fatto tutto. Questo lo stai facendo e ti manca 8 ore e 17. Ok, quindi per stasera finisci pure, ottimo. Fanno anche i dialoghi da fare così. Sì. I dialoghi però non consumano tanto tempo. No, in realtà non penso non passi forse. Io direi più che altro ripariamoci la cucina noi. Ah no, già No, è riparato Regen. lui. Non è per un cazzo semplice Regen questo gioco, infatti. No, ragazzi, ci sono 50.000 cose da tenere d'occhio. Il problema è che giocare in questo modo a me piace, poi. No, sì, no, ma poi quindi più sfide e cose ci sono da tenere d'occhio, più mi viene da fare, quindi non mi sta annoiando personalmente in nessun modo. E questa è la prima fase. Vediamo che sblocchiamo il ponte e andiamo avanti, si sbloccheranno altre meccaniche, altre cose, quindi diventerà pure un pochino più difficile. Allora, e noi stiamo giocando alla modalità del gioco consigliata, che poi c'era la versione ancora più difficile per le run brevi, che quindi praticamente ogni cosa che fai muori. Quella poi si prova. No, io poi quando ho finito, sì, la difficile, un'altra run difficile. Che credo come una storia ci sia da Io credo che per come la storia del gioco, magari completandolo una volta si sblocca una sorta di Golden Plus, forse per un finale migliore e quant'altro. Un altro giro me lo faccio con piacere. Assolutamente sì. Allora, lui sta prendendo là. Dobbiamo fare cazzatone così. Sì. Ehi. Dove vai? Oh. Ascensore. Nell'utero. Allora aspetta un attimo. Cazziatone. Aspetta un attimo. Un altro incidente. Basta. Are you okay? Don't worry, I'm fine. It's fine. No, ma sta facendo solo un sacco di cose. Ci abbiamo provato. No, è la stessa cosa che ci hai detto l'altra volta. Yeah. Basta. Sure. Sorry, but I'm gonna have to take them away from you. Oh, you have no idea what you're doing. No, stai esagerando. Stai travisando. Te le abbiamo date. Non ci sono stati problemi, però 2 giorni ne hai fatte troppe. Quindi a sto punto. Vediamo pure lo scienziato così. Allora, lo scienziato è qui. Hey, I'd like to talk about sì, il fatto dei filtri, ok. The miner's idea. You can't be serious. You know this whole thing is ridiculous, right? Ma metti chi ha detto la stronzatina e c'ha ragione e col tempo noi ci troviamo là qua dentro? Non voglio preoccuparlo. Io andrei con la prima, poi non so voi ragazzi. Ovviamente ragazzi, anche per quelli arrivati dopo potete votare anche voi.
credo basta premere sullo schermo proprio, non ho provato. Sì, appare L'immagine a schermo, ok. sì, e si può scegliere per il voto. Votate pure tutti come preferite. Effettivamente magari sto filtraggio è un po' una cazzata, non lo so. No, però a me mi sa tanto di supercazzola, però è una di quelle cose che in una situazione del genere, metti che c'ha ragione, non penso che ci vogliano tante risorse e tempo per farlo, No, visto che manco io. potenziamenti li abbiamo fatti. Non leggo, Non leggo la prima perché è più lunga. I'll be honest with you. Cosa intendi per I più don't want to lunga? upset him. vabbè, un po' At lunga least there's no forse. harm putting in those filters. Well, you're the captain. You want me to indulge your paranoia? I'll do just that. Ok. Allora, quindi dovreste averci sbloccato. Ecco qua, lo mettiamo in coda. A posto, 6 ore. Non ci abbiamo altro da fare. Due attività opzionali, che cosa c'è là? Allora, aspetta. Obiettivo. Abbiamo ricerca il filtro, Ok. l'abbiamo fatto. Costruisci una sala vabbè, relax. suca. Ne possiamo tenere attiva solo questa al momento. Allora, lui li sta No, facendo. questa regola è nella richiesta del tecnico, non del minatore. I filtri li ha chiesti il tecnico. Sì. Il minatore ha detto invece una cazzata. Poi il minatore ci siamo andati contro 2 volte, sia con gli No, non ci antidolorifici serve che con questa niente, cosa. Ci servono solo questi. Il minatore facciamo è noi. a rischio ribellione. Io lo dico. Però ha fatto troppi errori, Gianma. Ah, vuole parlare di nuovo? Sì. Aspetta. Come cibo avariato? Ragazzi, ma c'è un bel frigorifero. Sotto dov'è la situazione? Ok, in cucina sotto. No. What Che è successo? fucked up world. Come aggiustiamo cibo? Forse perché era rotta la stanza e quindi non si è conservato correttamente il cibo? Ora aspetta, abbiamo un attimo una chiamata. Chi è adesso? Lucas. Lucas, what's up now? Kind of busy here. Ci abbiamo un attimo un casino col frigorifero. Oh. Qual è sta grande notizia? You managed to build one. A Rapidia mark. Sì, siamo stati noi. Congrats. That's really heavy Vabbè. stuff. Grazie, Sì, sì. grazie. Sì, sì. Andiamo, grazie. Oh, sì, sì. Io vado, sì, sì. Sì, 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 vabbè. Yeah. It's Ok, mi piace. Now, can I get back to saving my ass down here? Sure. Sorry. I didn't mean to. How are you getting on? Allora, Allora, la verità... no, siamo sulla strada giusta. Noi il ponte ce l'abbiamo. Lascia fare a me, propongo. Ci serve solo anche. del tempo. Ah, sì, Just lascia leave fare a me to me, it, sì. Okay? Talking won't help much. Of course. You know what you're doing. Ok, col tempo ci siamo Why do I pure. get the feeling you want something from me? Well, it's not that I want. Lucas, stai perdendo tempo. Ok, che cosa, no, cosa ti serve e cosa ci dai in te lo cambio? dico. Aspetta. Well, it really can make a difference if you bring back one arc, or Eccolo là, lo sapevo. well, more. Lo sapevo. Since you already have the outpost in place, you know. Dobbiamo all the farne un'altra. infrastructure. Allora, facciamoci le domande. And what difference will it make if I bring more, say 2 Rapidia marks instead of 1, or even, I don't know, 5? There still won't be enough for everyone. But there will be more for everyone. Independent startups, NGOs, research labs. There's this subsidy program that warrants a share for them in case of success. Ci stanno usando come fattorino e basta. Oggi poi ci ammazzeranno Sì. appena ci prendono le armi. Diversification, Mr. Dalsky. That always serves people. Esatto, su questo sono d'accordo. Questo è vero, però voi puzzate molto. What's in it for you and your Cosa ci boss? guadagni tu e il tuo Oh, capo? no, it's not like that. This is my initiative. I just think that, look, we both work for a Magari corporation and it's only è fair lui we're il doing presidente great e l'altro è work un semplice Quasi tecnico. un- But it doesn't mean we can only feed the big fish, you know? We're all connected, in a way. Like, if there's pain in the little finger, the whole body feels it. That's just my personal opinion. Ok. Che Un altro detto della nonna? nonna? Let me guess. Your grandma used to say that? No, actually, I read that somewhere. Allora,
Vediamo cosa possiamo Vedo che fare. faccio. Okay. Vediamo un attimino. Promises, but I'll see what I can do. Se riusciamo a potenziare la ruota e il regge di più e ci abbiamo modo di muoverci, ci And to so many pensiamo. others, I'm sure. No problem. By the way, can you quit with that Mr. Dolsky crap? My name is Jan. Oh, okay, Jan. Yeah, cool. I'm Lucas, in case you wanna, you know. I caught that. Abbiamo scritto Lucas. il nome. No worries. Vabbè. Sure. Yeah. Allora, Vinculata o da ci che sta lato deve inculando arrivare? lui, O che là. alla fine si prende tutto il rapidium e fotte pure l'azienda e questo è un terrorista e fa qualcosa. Per questo ti dico, non sappiamo di chi ci possiamo fidare nell'effettivo. O sta collaborando con loro. No, vabbè, però per ora Supa non sia importante. No, al momento no. Abbiamo anche 2 dialoghi. Io ho Allora, nel dormitorio. Dove ho messo il dormitorio? Sopra. Sopra di qua a destra, ok. Ok, siete pure tutte e due vicini. I'd like to talk to you about that filtering system you mentioned earlier. Okay. You didn't change your mind. Ah, invece no, aveva proposto lui, ok. Già lo stiamo facendo. No, no. Già stiamo No, facendo. I'm glad you came to me with the idea. I just wanted to let you know that I'm Lo tranquillizziamo su altre cose, capito? Really? I was sure you were gonna say I'm being paranoid or something. No, no, quando mai? Vai proprio tranquillissimo. Signor scienziato. What happened in the kitchen? You look pale. Mild food poisoning, that's all. The fridge may be malfunctioning. La seconda. No, dai, mi dispiace. No, questo non le vuole la compassione. Non Lui la non la vuole, vuole la tu compassione. dici? Lui va diretto. Però in alcuni momenti gli è piaciuta. Mm. Allora, tu quale dici? Io dico B. Ok, dite Hey, tutti remember B, how we lived quindi. on instant ramen noodles in college? Look at us now. Vediamo se sa All darmene these a ridere. voices. That's a cognitive bias, Jan. No, quello è neutro. L'ha preso in maniera neutra. Meglio ci siamo persi niente. Allora, siamo stanchi e dobbiamo andare a dormire. Sono le 8, possiamo anche permettercelo. Se ci conviene salvare qua. Non so, più che altro, perché poi dobbiamo fare un altro giorno e mezza, un'altra giornata. Un'altra giornatina veloce, giusto per Sì. qualcosina, riusciamo a farla, a portarcela. Dai, ok. Allora, giornata, menù della giornata. Noi ci andiamo a vedere il loro stato fisico. Sta migliorando, anche lui sta migliorando. Tutti sazi, tutti a posto, tutto tranquillo. Cibo ci abbiamo ancora qualcosina, solo che non è il cibo di qualità. Allora, dobbiamo fare così. Ci serve il materiale organico, quindi il minatore va qui e deve lavorare. Peccato che ne prendono sempre pochi, però ci stiamo potenziando con le infrastrutture, ma abbiamo tutto di livello 1. Però è ancora ferito lo zio. No, però sta guarendo. Però ma sta non è che guarendo. rischia di farsi male un'altra No, no, dice che è in guarigione, quindi mo piano piano sta recuperando. Se abbiamo l'infermeria ci riusciamo prima. L'importante di questo mo ce ne occupiamo noi. Sì. Allora, per quanto possibile ce ne andiamo. Qui nell'orto cuciniamo noi qualcosa per tutti in un certo modo. Allora, Abbiamo un cazzo. facciamo così. A parte che c'era. So, do you have time for a little job evaluation? Excuse me? Ok. Great. I think there's room for improvement in the speed of your work. Vabbè, a lui piace dare consigli e ottimizzare le cose. Vabbè, What's up? vabbè, Vedi, ragazzi. succede pure questo fatto qua che magari siamo fuori, quelli discutono Lo so, è il bello del gioco, Gianmarco. Un gioco fatto bene, Gianmarco. Io non oso Fatto immaginare una nave fatta tutti di Jammox. Saremmo tutti perennemente nudi probabilmente. bene. Allora, A prenderci a spadate laser. se ci sono. No, perché io sono sempre per un 16° cinese. Ah, ok, è vero. Dici tu te la inventi tu direttamente. Il braccio del minatore fa male. Oggi No, no, no. Istamora. Vanno a parlare pure con lui un'altra volta.
si sta studiando una continuazione. Ok, completata la ricerca e possiamo parlare pure con lo scienziato. Camera Stanley al primo dovrebbe apparire qui. Ok, da dove escono? In teoria dovrebbero usare anche loro i teletrasporti, credo. Però mo sta nella camera stagna. No, non viene. Allora, torniamone qua. Io scappo e io giorno mi tocca la 12. Buonanotte, quellone! Sì, Buonanotte, siamo pronti per quello. Death Stranding. Sì, 5 giorni. Ah, Passata pure la mezzanotte, 5 giorni. Andiamo prima Allora, va un pure, po'. Noi siamo andati qua e lui è andato là. Ma ci credo. Vabbè, già. Ma può parlare mo qua? No, dobbiamo aspettare allora niente. Allora, aspettiamo la fine della giornata, ma nel frattempo C'è pure lo scienziato. non ho capito se ne possiamo mettere un altro lì nella zona. Allora, il laboratorio è sopra. Laboratorio di Ah ricerca. no, scusa, quello avevo detto io vado, invece era lo sapete che scusami, l'ho detto io male. Sorry. Quando uno oh, mezza volta avevi ragione tu, c'hai ragione. Mo ricapiterà tra 100 anni sta cosa qui, però vedi, ogni tanto È succede presto, ogni vai a tanto. scuola, quello. Allora, sapevo che ce l'avresti fatta. I knew you would. I can't say that didn't motivate ok, me. quindi così ci lasciamo I anche don't col often plot thank twist. people, Adesso but che casino dobbiamo fare per thanks il for ponte? believing in me. Noi crediamo sempre in te. Anyway, now it's all down to getting those anchors in place. You'll need a specific type of superconductive polymer to build them. Io vado a lavorare domani, quello. Con la macchina. Ok, dai, più lavoro, fantastico. More work, great. Cosa I ci choose serve? to be deaf to your sarcasm. So, where do I get these polymers from? They can be produced in a refinery. Ci dobbiamo So mettere you'll alla need to build raffineria. one ASAP. Let me warn you, it's a time-consuming process, so you'd better step on it. But I believe in you. Huh. Okay, cool. Thanks, man. Allora, polimeri. Quindi ci ha dato anche un'altra bella cosina nuova. Qui non abbiamo niente, non abbiamo potenziamento o altro. Allora, mo c'è un bel problema, Jammox. Domani mi liscio le palle. Beato Beata te. te, Reagan. Beato te. Io devo lavorare, purtroppo, vabbè, si deve fare. Allora, ci servono i metalli. Ci servono i metalli. Ok, facciamo uno steppino alla volta e riusciamo a fare tutto. Allora, nel frattempo tu aggiusti un pochino la base, così siamo un pochettino più tranquilli. Tu fai le ricerche, tu stai prendendo il materiale organico, ma a sto punto vai a prendere proprio il metallo, che è quello che ci serve di più effettivamente. Mentre tu stai prendendo qua... cioè approfitta, parlaci un attimo. Aspetta, io posso fare pure da qua, non devo andare direttamente nei posti. Facciamo 1 e 2, così abbiamo 20 di cibo e siamo a posto. Parlaci Dopo un ce lo attimo, cuciniamo così non se ne va. e parliamo con lui. How's that phantom pain of yours? Are you feeling any better? No, I'm not. It's not going away. Provaci. That's not good. Quindi you mo would gli dobbiamo benefit fare from la Però cosa. ci mettiamo da questo, così proviamo a capire. Yeah, I'll sure appreciate it when the next surge of Prima pain adesso gets abbiamo me. anche l'infermeria da mettere come questo, ok. Allora. Sì, forse la route giusta era questa, gliela dai, poi gliela togli con l'infermeria e lui guarisce completamente. Non ok. ce la fa. Allora, qui dobbiamo fare quest'altro. Abbiamo altri 4-5 minuti. Sì, buono. vabbè, almeno finiamo la giornata per bene, facciamo. Allora, ci servono 10. Questa ci vuole un po', questa ci vuole un po', il dormitorio ce l'abbiamo. Comunque oggi quelli là sono i minerali per l'infermeria.
Metti? Non ce li abbiamo purtroppo quanti ne riservano. Quanti ne 60, servono. sì, il simbolo del minerale, ok, non avevo visto. Mo' con sti polimeri dobbiamo capire cosa fare, ma per la quest di storia principale noi dobbiamo puntare a in quelli. mezzo agli occhi, Regen, mentre sia un po' eccessivo. Ne dobbiamo creare pure 4. Allora, Un po' di roba da fare, servono i materiali per ricerca. Noi possiamo vedere tutto da qua, non c'è bisogno di andare avanti e dietro. Magari mo completando tutto e dice guarda se fai sta cosa ti puoi potenziare e magari andiamo un attimino meglio. Allora, produzione, ce ne vogliono 20 e ne dobbiamo fare 4 di questi. Allora, no, dobbiamo solo un attimo aspettare di fare la raffineria e capire un attimino come muoverci. Noi per ottimizzare un po', lui già ha iniziato a lavorare lì. Non ancora. Aspetta però. No, sì, sei già andato. Sei già andato. Facciamo noi un pochino qui. Non mettermi la troia a fare solo i minerali? No, mo l'abbiamo messo lì. Mo l'abbiamo messo lì. Come facciamo i metalli? Questi qua, visto che mettiamo quella, ci facciamo un altro giretto qui e scappiamo. Abbiamo sia i metalli che si sono accumulati, sono saliti a 71. Beh, possiamo fare due cose. Allora, la prima andiamo qui e finalmente facciamo raffineria e la mettiamo. Mettila a fianco a lui, però. Ok, ottimo. A sto punto andiamo a vedere un attimino com'è la situazione qui. Lo scienziato c'è un altro dialogo, ma quanto cazzo parlano? Metalli e sostanze organiche. Puoi elaborare metalli arricchiti in metalli. 10 va. Però 20 e 20 te ne fa 10, quindi ci servono 40 e 40. Il problema è che ci servono minerali. Come risolviamo il problema dei minerali? Questo è un problema. Non abbiamo più zone dove andare. Sono finiti tutti. Il problema è quelle anomalie, ma non le possiamo studiare. Dobbiamo fare una cosa, aspetta. Allora, tu ci dai 5 di questi e 5 di quelli. Visto che noi ce ne abbiamo, e allora così dobbiamo fare forza. Noi al momento facciamo questi. No, non si fanno quelli là, già così purtroppo. Tutto nel culo, sì. Allora, per la quest strani fenomeni. Oh, buonanotte Regen. Ciao Regen, buonanotte. Dobbiamo trovarne altre. Allora, la prossima volta ci facciamo un bel girone della mappa e cerchiamo un attimino di capire la situazione. L'officina, vai, manda. Ok, sì, perché ha messo a posto un pochino ovunque. Quindi lo scienziato pure che vuole. Allora, qui possiamo fare qualcosa di buono, no? C'è lo scienziato che è nel laboratorio di ricerca, quindi proprio qui. Che succede, Brotol? Hey, so, how am I doing? According to your high standards? You want me to tell you? When you're successful, you know it. You don't have to run around asking people. Is success really all that matters to you? What else is there? Allora, date la vostra risposta. Cos'altro c'è? Io metterei forse aiutare il prossimo. Alla fine la ricerca, la scienza serve anche per aiutare il prossimo. Ok, mi piace. Forse io sarei su questa, non so gli altri. Stiamo giusto qualche secondo. Amore e amicizia. Vero che anche lui ha la collega con cui poi si è messo insieme. Sì, però è per come ha scelto di vivere la sua vita alla fine. Helping others. Mettiamo questa qui. There's value in that, true, but the needs of others are. No, a lui non vanno bene queste cose. You'll never fill it up no matter what you do. Being successful in science, business, or even poi si è art, that autocalmato un gives a attimino. real opportunity to change the face of the world. Tell me, did you never even think about having that kind of impact? I remember being very motivated in the first years of my studies, motivated and competitive. Yeah. So, when did you stop pushing? Prego. Non saprei l'effettivo motivo, non mi ricordo se lo diceva lui poi come mai aveva mollato. Lui per la linea normale, per come l'ho visto, se ricordo bene, era sempre un pochettino stufo di competersi o mettere in competizione con gli altri.
Forse sì. Ok, facciamo questa qua così, anche perché sono 42. Having to always beat others to prove I'm smart enough. I guess that's why I ditched the academic career for business. The beginning of a downfall. Why did you stay at the university? Because of a scholarship I didn't get. Wait, you mean the one we had in our pocket? Lost in the final round, yes. I took that hard. So did I. Ok, It motivated almeno me. ci siamo avvicinati, sono I tutti stayed più to help calmi, with that rilassati, scholarship next year, tranquilli. and I succeeded. Sta cosa mo la devi capire. Ne abbiamo avuto la prova, quindi te lo diciamo proprio apertamente. Vai. Cost you your personal life, though. Probably the best thing that ever happened to me. L'ha presa anche perché di base siamo noi. I'm Noi andiamo successful d'accordo because con I'm gli the altri. version of you that doesn't get discouraged by failure. Imagine what I could achieve in your role here. Eccolo. Eccolo. Posso essere altrettanto efficiente. Siamo simili. Se ce l'hai fatta tu, ce la posso fare anche io. Non è un problema. Lui è il pretty genio sure del I can male. be just as efficient. We'll see about that. Ok. Filtro gel completata. Ok, allora quello tieni a mente, forse dovremmo sparare in mezzo agli occhi allo scienziato. Non spariamo allo scienziato, fermi. Fermi. Allora. Tu qui e non c'è niente. Qui la prossima volta ci dobbiamo ricordare di vederci un attimino quello che c'è da fare. Però stiamo andando bene. Dobbiamo risolvere sto problema qui dei minerali e ci dobbiamo fare un giro di tutta la mappa e trovare quei pezzettini almeno per fare sti piloni. Il sole più lontano è, meglio è, e c'è anche una chiamata che ascolteremo la prossima volta. Sì. Allora, ragazzoli belli, noi andiamo a dormire, quindi grazie mille per la Grazie compagnia a e tutti buonanotte ragazzi. a tutti. Buonanotte.楽しく過ご